Piancina ha anche questo pregio, l'ho voluto lei un po' così, ed è articolata su 3 diversi istituti nella nostra città, cioè l'idea di mettere in circolazione 3 istituti partendo dai documenti è un'idea, come dire, abbastanza significativa per la nostra città. Per la mostra, come diceva Piancina, abbiamo cercato di valorizzare l'idea del legame con la città, e il legame con la città emerge subito. Perché emerge subito? Perché tutte le pubblicazioni di Zarlino sono firmate come Gioseffo Zarlino da Chioggia. Lui era, i musicisti, gli studiosi della musica lo sanno bene, lui era alla Cappella Marciana di Venezia, al centro della Serenissima, siamo nel 500, nel periodo di massimo splendore della Serenissima, era in una posizione molto importante al centro di Venezia, ha avuto un ruolo, lo accenno solo per qualcuno che però insomma, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della musica, nella teorizzazione della musica, per cui è ritenuto probabilmente il maggior teorico dal Rinascimento ad oggi della definizione della strutturazione della musica, non solo del Cinquecento, non solo del Rinascimento, ma in generale. Quindi valorizzare questo legame all'interno di un discorso più complessivo che vedrà a Venezia convegni scientifici sul suo valore musicale, che vedrà una serie di iniziative, per me era molto importante. E la mia emozione più forte in questa piccola ricerca che ho fatto è stata quella di trovare che c'è questa firma, Giuseppe Zarlino da Chioggia, o Clodiensis, se è scritto in latino il testo in tutti i libri, ma trovare la firma autografa di Giuseppe Zarlino in cui sottoscrivendo un documento io pre Giuseppe Zarlino da Chioggia. È la firma che vedete esposta nella mostra, e quest'idea del legame con Chioggia è un legame molto, molto forte che lui ha sempre sostenuto. Per questo queste 3 diverse articolazioni hanno questi legami, cercano di evidenziare questi legami.